Non è in pericolo di vita, ma è rimasta vittima di un incidente gravissimo. La sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, 52 anni, coinvolta in un grave scontro frontale avvenuto domenica 18 gennaio sulla statale Valsugana. Sull'altro veicolo un ragazzo di 21 anni. Lo schianto poco dopo le 19 in località San Cristoforo al Lago. Sul posto 2 ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco di Pergine Valsugana, Caldonazzo e Levico, insieme alle forze dell'ordine, a testimonianza della gravità del sinistro. Fortunatamente la donna dovrebbe riuscire a cavarsela con lesioni di media gravità. Il sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto, Mario Conte, ha espresso solidarietà alla sindaca da parte di tutti i sindaci del Veneto. Abbiamo voluto portare l'affetto e la vicinanza da parte di tutti i colleghi del Veneto, perché siamo una grande squadra e quindi quando uno di noi subisce un incidente o succede qualcosa di grave ci piace stringerci attorno, è quello che stiamo facendo proprio con la collega, augurando ovviamente pronta guarigione. Solidarietà anche da parte del presidente della provincia uscente, Stefano Marcon. Gravi incidenti come questo, ha scritto, lasciano sempre interdetti e senza parole, riaccendendo ogni volta in noi la consapevolezza che basta davvero un istante per cambiare tutto. Ancora un augurio a Maurina. Sulle dinamiche dell'incidente si sta ancora indagando. Entrambi i conducenti sono stati portati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. La sindaca non ha mai perso conoscenza durante tutte le operazioni e ha già iniziato la lunga convalescenza per le ferite riportate. Appena sarà possibile, verrà trasferita al Cafoncello di Treviso. La donna stava rientrando a casa da Trento, dove aveva arbitrato la partita di Superlega maschile tra il Trentino Volley e l'Allianz Milano. La sindaca è infatti arbitro di pallavolo dal 1990. Grande affetto sta dimostrando anche la comunità di Fontanelle, dove la sindaca era attesa alla festa della polizia locale. Colgo l'occasione di augurare quanto prima la guarigione della nostra signora sindaca Maurina Sessolo, la quale questa sera l'aspettavamo con grande gioia alla nostra festa dei vigili urbani, comunque sarà nel nostro cuore.